direi che la serata con un calice in mano è esattamente, come dire, il simbolo di questa apertura, insomma, un modo di restituire al palazzo un'origine antica, quello dell'onesto ozio, ma in realtà rivivendolo in chiave contemporanea, uno spazio di cultura, di biblioteca in cui si può celebrare il cibo, ma anche il sapere, le arti contemporanee e vivere il palazzo incontrandosi. Speriamo di avere molti ragazzi giovani che vengono a fare esperienza qui e a creare cose nuove, quindi è uno spazio di creatività. Si inaugura uno spazio tecnologico, uno spazio di realtà virtuale all'interno di Palazzo Te, dove le persone, i visitatori che vengono a conoscere il luogo, questo monumento, potranno usufruire di visori Oculus, di 10 visori Oculus per un applicativo in italiano o in inglese. E grazie a questi visori, appunto di ultima tecnologia, si possono scoprire i segreti, come Giulio Romano ha pensato il monumento, si possono ritrovare in luoghi e sensazioni diverse, quindi un viaggio nel passato, un viaggio nella Mantova del 1500 di Giulio Romano. Vai! C'è da ricordare innanzitutto che Mantova è stata tra i soci fondatori di Ottobrennero, quindi con sia la città che il comune che la provincia e anche poi la Camera di Commercio. Quindi c'è questo legame che parte distante, parte da 60 anni fa e la società è vicina a questo territorio. Tra l'altro Mantova su quest'asse è stata anche tra le città dove la qualità della vita è tra le migliori, l'ha certificato Sole 24 Ore qualche anno fa, come è successo a Trento, come è successo a Bolzano, quindi questo asse ci unisce per tanti motivi e quindi noi siamo anche orgogliosi di partecipare a questi progetti che riqualificano e che riportano splendore anche a questo palazzo che è un vanto non solo per Mantova ma per l'Italia tutta. Ottobrennero è un patrimonio ed è un elemento di sviluppo per questo territorio e abbiamo, come sapete, difesa in questi mesi e anni, abbiamo difeso proprio la gestione degli enti locali di Ottobrennero e questo è un lavoro che al netto delle differenze politiche dei soci pubblici è un lavoro che ci accomuna tutti, perché tutti siamo orgogliosi di come è gestita Ottobrennero e siamo soprattutto volenterosi nel determinare lo sviluppo ai nostri territori. In più anche oggi si dimostra, perché Ottobrennero ha sostenuto il restauro di 12 statue che verranno posate e ci ha dato una mano sul recupero anche del nuovo bookshop e bar libreria, che è anche un'autostrada della cultura. E quindi avere qui Ottobrennero dimostra che Ottobrennero non solo è vicina ai territori, ma che abbiamo fatto bene negli anni a non ascoltare coloro che ci dicevano vendete le quote e uscite da Ottobrennero. Fondamentale starci in Ottobrennero, fare crescere Ottobrennero, perché se cresce Ottobrennero crescono i nostri territori.